Buonasera e benvenuti a tutti, benvenuti a voi che avete deciso di venire proprio qua a Trieste, ma un benvenuto va anche a tutti gli amici che ci stanno seguendo da casa in diretta streaming. E oggi parleremo di vino, di enogastronomia e parleremo di quello che ha funzionato, cioè di una relazione, di una rete che si è avviata tra amici, perché il progetto che presentiamo oggi si è avviato proprio perché c'era di mezzo una vignaiola, abbiamo qua la Elisabetta Bracco, c'era un'amica, la Fabiana, e c'era soprattutto il regista, che è il nostro ospite principale, Maurizio Gigola. Sono qua insieme anche al direttore di Promotorismo FVG, Lucio Gomiero. Oggi parleremo di Harvest, che è il primo episodio della stagione Wine Odyssey. E noi abbiamo voluto raccontarlo in questo contesto proprio perché in queste settimane il regista con la sua troupe qua in Friuli Venezia Giulia e sta registrando alcune storie, sta guardando diversi paesaggi e probabilmente si sta anche innamorando del nostro territorio. L'avevo già fatto. E quindi sicuramente è stato lui l'autore, è stato aiutato in questo percorso da diverse persone che ha incontrato e probabilmente il suo percorso è solo all'inizio, come all'inizio anche il suo progetto dedicato appunto al vino. A te Maurizio. Grazie, buonasera a tutti voi, benvenuti a questa nostra presentazione. Un saluto va anche a tutti coloro che sono collegati con noi, speriamo da tutto il mondo. Due parole brevissime di ringraziamento a Promoturismo per avere creduto in questo progetto e lasciatemi condurvi nel percorso che faremo insieme e che noi vogliamo fare. Il progetto si chiama Wine Odyssey ed è un progetto transmediale, nel senso che userà diversi canali per ottenere un risultato che possa essere un beneficio concreto che speriamo di poter consegnare nelle mani del territorio. Wine Odyssey è una serie televisiva, quindi una serie tipica di quelle che si vedono molto frequentemente, no? Nelle piattaforme VOD. Questa è la prima stagione di 6 episodi che saranno uno in Italia, quello che stiamo girando, e gli altri in Grecia, Georgia, Germania, Francia e California. Una serie che si porta appresso alcuni altri elementi ancillari che sono di altrettanta importanza per il risultato che vogliamo deliberare. Questi elementi sono un progetto digital che noi stiamo realizzando con Valica, che è il nostro partner, che è un partner importante perché fa 90 milioni di impressions al mese, quindi una bocca di fuoco rilevante. E con loro noi realizzeremo un sito che oltre a portare tutti i contenuti che non riusciremo ad inserire necessariamente nel documentario al mondo, speriamo, conterrà anche un ambiente virtuale che sarà un museo del vino che abbiamo voluto sviluppare con un gruppo di persone di Udine che si chiama OVR, che sarà il primo museo virtuale che avrà l'ambizione di essere esaustivo. Oltre al digitale poi noi realizzeremo eventi in Italia ed eventi in tutto il mondo. Il primo di questi sarà la prima diciamo presentazione di un'anteprima ufficiale che faremo alla Casa della Contadinanza, è corretto, a Udine per la fine del mese, in cui noi presenteremo una prima anteprima, un editing che possa dare il sapore, no? Di quello che vogliamo realizzare, a seguito della quale noi andremo dall'altra parte dell'Italia, quindi a Genova, a Porto Antico, a riproporre la stessa cosa per poter coinvolgere un'ampia audience. Mi segnalano che la mascherina sta scivolando, quindi no, è veramente un po' difficile tenersela in certe situazioni. E comunque dobbiamo farlo, credo che sia un dovere e una responsabilità. Non è un piacere, ma dovete scusarci. Allora, dicevo, dobbiamo pensare a questa cosa degli eventi, perché poi gli eventi oggi sono un elemento fisico che accade, ma che poi dà una risonanza molto più ampia dell'evento stesso.
Infatti il terzo evento non sarà in Italia, ma sarà la presentazione della vera anteprima del film montato a fine marzo, più probabilmente ad aprile, che faremo a San Francisco. Quindi questi sono i tre pilastri, no? I tre canali più importanti che vogliamo utilizzare per dare visibilità a quello che stiamo facendo. Ora, per poter andare avanti, io vi mostrerei una prima mood board, una tavola di impressioni sostanzialmente, che non è un trailer, è un primo montaggio che vuole raccontare le sensazioni e i sentimenti che vorremmo trasmettere con questa nostra produzione. Wine Odyssey. Questo è un po' il senso che vogliamo dare in termini visivi, no? All'idea del progetto. Vorrei però tornare all'esperienza che stiamo facendo nel vostro territorio, di cui vi sono nuovamente grato, perché in questa esperienza noi abbiamo incontrato diverse persone che hanno portato molto valore, no? alla nostra idea. Tra queste c'è Matteo Bellotto, che dovremmo avere in collegamento, se non sbaglio, lo vediamo là piccolino, speriamo che possa raggiungere una dimensione più visibile, col quale abbiamo fatto diverse cose. Allora lui è stato utilissimo perché ci ha dato degli insight molto importanti, degli approfondimenti molto importanti rispetto a che cos'è il mondo del vino in questo luogo. Ci ha messo in contatto con tutto il mondo della produzione sostanzialmente, no? del prodotto, ma ci ha dato anche delle chiavi di lettura molto interessanti e per noi non facilmente raggiungibili. Oltre a ciò, tramite lui abbiamo raggiunto anche degli artisti locali con i quali vogliamo collaborare, tra cui poi sentiremo anche un pezzo di musica composto da quest'artista, si chiama Rebi Rivale, con la quale faremo alcuni pezzi della colonna sonora. Noi abbiamo preso una decisione prima di passare definitivamente la parola a te, Matteo, ci vedi? Ci senti? Ok? Sì, vedo che è stata quella di spostarci a vivere per quasi 2 mesi interi nel territorio, che non è proprio un'esperienza che comunemente si fa, perché di norma quando si gira un documentario lo si scrive un po' in vitro, no? E poi si va il minor tempo possibile e si gira quello che si è scritto precedentemente. Noi non abbiamo voluto fare questo perché vorremmo fare un documentario che parli al cuore più che alla testa delle persone, e per fare questo ci vuole il cuore delle persone del territorio, quindi abbiamo voluto incontrare il territorio veramente, vivendolo e conoscendo le persone, dedicando del tempo anche a lunghe conversazioni per andare a raccogliere quello che di più intimo c'è e speriamo di poterlo raccontare. Cosa ne pensi, Matteo? Aggiungo solo una cosa prima di passare a Matteo la parola, che Matteo rappresenta anche comunque il consorzio delle DOC, perché chiaramente in questo progetto abbiamo voluto coinvolgere tutte quelle che sono le realtà del vino, del mondo agroalimentare regionale. Quindi oltre al suo lato di cantastorie, di innamorato del suo territorio, del vino e della sua gente, Matteo porta la voce anche comunque di tutto il mondo del vino regionale.
Sì, è giusto. Io chiaramente porto anche, mi dispiace non essere presente oggi lì con voi, ma porto anche i saluti del presidente del Consorzio delle DOC, Adriano Gigante. Io credo che oggi dovremmo tutti quanti ringraziare Maurizio Gigola e la sua troupe per il lavoro che stanno facendo, perché ci stanno ricordando una cosa che in realtà stiamo cominciando a fare insieme a Promoturismo e insieme agli altri consorzi, che è quello di guardarci negli occhi e capire che soltanto insieme siamo capaci di raccontare tutto quello che c'è, diffidare dal fatto di poterci mettere in compartimenti stagni, ma guardare come il mondo del vino, il food e tutto quello che rappresenta il racconto del territorio e l'offerta che può dare possono rappresentare per tutti noi. Noi siamo depositari di una ricchezza, siamo depositari di un racconto, siamo depositari di una realtà della quale siamo tutti responsabili. Io ringrazio il fatto che comunque Promoturismo abbia colto l'occasione che Maurizio ci dà di poter raccontare attraverso Wine Odyssey e attraverso tutto quello che verrà visto e verrà raccontato in tutto il mondo della nostra terra, per il fatto che noi stessi, con le nostre idee e col nostro modo di ragionare, probabilmente non ne avremmo la forza. La forza nostra è mettere a disposizione a Maurizio quelle che sono i nostri racconti, le nostre anime e la nostra possibilità di metterlo nel cammino del racconto che dovrà essere nel mondo. Grazie. Grazie. Sto sorridendo, non si vede, ma sto sorridendo, Matteo. Tu puoi farlo, però. Faccio vedere un sorriso, tu che lo puoi fare. Io sono a casa, per cui lo posso fare. Insomma, certo, certo. Grazie ancora. Grazie a voi davvero. Allora, grazie a Matteo abbiamo cominciato ad approfondire un po' di più, abbiamo girato delle cose un po' più specifiche, di cui ho piacere di condividerne il sapore con un breve montaggio che rappresenta quello che noi vogliamo fare per quello che è l'episodio Harvest 2020. Abbiamo deciso di parlare di questa vendemmia perché questa è una vendemmia particolare, come sappiamo. Non ci porta a guardare qualche cosa che non è mai accaduta così prima d'ora nel mondo e nella storia dell'uomo. Per la prima volta l'uomo si è trovato a fare una riflessione sulla propria esistenza contemporaneamente in tutto il mondo. E questo è quello che è successo, no? E questa è la cosa più interessante dal mio punto di vista, scusatemi, modestissimo, ma trovo che questa sia stata la cosa più sconvolgente che sia successa, no? Che tutte le persone del mondo si sono rese conto in quel momento che la sovranità è solo veramente nelle mani di Dio, che ci si creda o meno, no? Quindi partendo da questa considerazione noi abbiamo e stiamo girando questo territorio raccogliendo in un lavoro di ricerca anche i sentimenti, no? Che queste persone, in particolar modo i viticoltori, che sono persone collegate alla terra, ad un sistema di valori autentico, basato sulla tradizione, ma che oggi più che mai è contemporaneo, e stiamo fortemente cercando di portarlo dentro a una costruzione visiva di geografia antropologica, passatemi questo termine terrificante, no? Ma in cui le persone possano, in altre parole, con le proprie facce, le proprie espressioni, i propri dettagli, raccontare il significato di questo territorio. Harvest 2020.
è solo un inizio, un'intenzione che dovrà essere sviluppata, naturalmente approfondita, no? Un'intenzione che nacque non molto tempo fa, grazie all'incontro con Elisabetta a Siena, alla quale ho chiesto di portare la sua testimonianza perché è il fattore originario, cioè la causa, no? di questa vicenda, e perché rappresenta non un viticoltore ma una viticoltrice, quindi una energia diversa in un mondo che io mi sto rendendo conto essere per necessità, un mondo molto maschile, diciamolo, insomma, no? Dove intervenire all'interno, managerialmente, all'interno di questo mercato, di questo universo, richiede anche delle qualità eroiche qualche volta, no? E quindi le ho chiesto se avesse voglia di fare una breve testimonianza. Ce l'hai? Certamente. Ti ringrazio, Maurizio, per l'invito. Produttrice vignaiola Brazzano di Cormons, quinta generazione di famiglia. Mi occupo dell'azienda dopo aver fatto i miei studi a Bordeaux, in Francia, e quindi forte dell'esperienza francese, di un'apertura d'orizzonti importante, e chiamata dalla madrepatria friulana per ragioni anche personali, decido di portare avanti l'azienda di famiglia. È proprio in occasione di un evento degustazione a Siena che ho conosciuto Maurizio, e da lì, come dire, una volta iniziata la pandemia, una serie di conversazioni telefoniche ci hanno fatto, al di là della battuta strade deserte, scomparsi tavolini al bar, siamo andati un po' oltre nelle riflessioni. Ma perché ti sei presa questa briga? Ma perché sono una fiera autoctona. Sono una che ama questo territorio profondamente, e l'ho amato soprattutto fuggendone. Finalmente un sentimento, no? Perché poi far tirare fuori i sentimenti dei friulani non è facilissimo, cioè, no? No, io sono nipote di una donna che ha fatto la resistenza, quindi Ecco. le friulane si riconoscono per certi aspetti caratteriali, ecco. E cosa ti aspetti da questo progetto? Cosa ti aspetti da noi? Innanzitutto sono molto lusingata di aver dato questo contributo importante, perché poi ricordo che tu mi dicevi, mi hai chiesto all'epoca, una volta aperti i confini, mi hai chiesto: voglio venire in Friuli e voglio conoscerlo col filtro dei tuoi occhi. E questo mi ha estremamente lusingato, e con grande entusiasmo ho cercato di di individuare dei punti nella mappa enogastronomica friulana, di passare dalle colline al mare, alternando ristoratori e produttori di vino, e facendoti calare in questo complesso mondo del vino friulano. Sì, infatti. Un mosaico, una terra che è un mosaico di diversità molto interessanti, che trovano come un mosaico una unica identità nella quale si riconoscono nella diversità, un fenomeno unico. Io ho pensato, ho immaginato, no? È sempre difficile decidere, parlando di sovranità c'è solo uno che decide, ma ho immaginato a questo territorio, perché questo territorio mi permette di fare un racconto veramente universale, perché quello che rappresenta questo territorio pochi altri lo rappresentano. Il modo in cui sono state affrontate le tante avversità, no? Questo è un luogo che si divide da prima e dopo il territorio, il terremoto, come dice Matteo, no? Un luogo dove d'inverno soffia forse il vento più prepotente, che viene non a caso, secondo me, dall'est, che si chiama Bora, no? Un luogo dove però il senso di reazione, di forza che le genti riescono ad esprimere, francamente, non si trova proprio ovunque, no? Quindi, grazie per il tuo talento,
E parlando di talento friulano, vorrei farvi vedere e ascoltare la canzone di Revi che ci aiuterà, tra le altre che andremo a cercare, a costruire una pittura, no, di questo mondo che contenga anche elementi artistici, così come arte e vino, un'arte unica, no, unica perché è irripetibile, ogni bottiglia è un'opera unica. No? La sua storia. Esatto. E quindi pregherei la regia di mandarci l'ultimo nostro teaser, che contiene anche quello che sarà un piccolo pezzo della colonna sonora. Nonostante il cielo ed il suo umore, nonostante chi sta per partire, nonostante queste porte chiuse, nonostante gli occhi aperti o chiusi, nonostante i gesti un poco arresi, nonostante i passi dentro i piedi, nonostante e c'è un viaggio che corre e non ci aspetta, segue il tempo e non cambia la sua rotta, nonostante ed ancora vendemmie e poi Natale, ed il corpo ed il legno torto al sole, nonostante è una danza precisa di un corteo, si consegna la vita nelle mani di Dio, nelle mani di Dio. La musica e le parole, no? Beh, è splendido. Qua veramente abbiamo visto anche Matteo che viaggiava in camper con te. Sì. E penso che Matteo sicuramente il fatto di aver coinvolto anche gli artisti locali è stato molto importante, perché su questo pezzo devo dire che inizia a sentirsi l'anima di questo film, perché sentire una ragazza locale che canta con queste immagini così forti sotto e voi due che camminate, mi sono permessa di intervenire perché inizio a sentire l'emozione. Grazie. Anch'io comincio a vedere il film, no? Perché appunto abbiamo deciso di essere qua, appunto di passare del tempo qua, anche perché il film avesse un solo vero autore che è veramente il territorio e le persone del territorio, no? Quasi autogenerandosi. No? Non solo per questo, ma anche perché noi stiamo parlando di un progetto, Lucio Gomiero, che vuole creare economia. Lucio Gomiero, direttore generale di Promoturismo FVG. La ragione per cui dico questa cosa è perché è fondamentale che poi queste cose, per belle che possano essere, riescano ad essere anche utili. No? Quindi l'antefatto, cioè quello che abbiamo detto all'inizio, no? La possibilità di usare dei canali diversi tra loro che convergano in un solo risultato, va nella direzione di creare qualcosa che crei un'economia della bellezza, cioè una tangibilità di un patrimonio che sia poi capace di costruire virtuosità localmente e produrre valore. Beh, innanzitutto complimenti perché sì, emoziona effettivamente, si intuisce la portata del progetto da questi primi passi. Noi siamo molto contenti di questo, penso che oggi non c'è qui l'assessore Bini, non c'è qui l'assessore Zanier, ma credo che sarebbero felici di aver visto in anteprima queste immagini, credo che poi avremo modo di recuperare a Udine nelle prossime tappe. Hai detto bene, siamo d'accordo, credo che la bellezza sia la sintesi, sia la capacità di fare una sintesi. Questa è una regione che io ho la fortuna di frequentare da un paio d'anni per questo incarico, che ti presenta una molteplicità di aspetti, di paesaggi, di storie,
di prodotti turistici, di prodotti enogastronomici, ecco, forse troppi, perché c'è tutto. Ecco, quindi è fondamentale che un progetto di questo genere, che noi sappiamo quale ambizione ha e speriamo che alzi ancora l'ambizione, e qui abbiamo persone che sicuramente ci aiuteranno, Marco, Elisabetta, i consorzi, il territorio, ecco, che diventi veramente una sintesi potente per far emergere le cose fondamentali che facciano da traino per bucare il video, le immagini e il cuore di chi vedrà questo. Ecco, da lì partirà la nostra bellezza, partirà una bellezza che può creare economia, un'economia dove il territorio sappiamo che è il nostro asso forte nella manica, da poter giocare con tante varianti. Quindi auguro ogni successo perché sia un progetto di bellezza dove la parola sintesi che ci aiuta poi a diventare economia è fondamentale. Grazie. Grazie a voi, grazie nuovamente. Permettetemi solo di ringraziare la mia crew, alla quale va ovviamente tutta la mia compassione, no? Perché ci siamo chiusi in due case un po' alla Grande Fratello, no? E ci staremo per 2 mesi, almeno per 2 mesi, no? Poi torneremo ancora più avanti. Ma non è vero, non è vero. Quando mi è stato presentato il progetto, io ho chiesto, ma quanto rimarranno? Un paio di settimane, perché se vuoi salutarli devi sbrigarti. Adesso sono qui, ha detto da metà di settembre, gli ho detto, ma quando andrete via? E beh, quando avremo finito. Ma per forza, perché scusami, la prima volta... ma a questo punto è una... Io spero che non finisca mai in un qualche senso. Ma Lucio, è stato per forza così, perché appena mi sono messo di fronte ad un friulano per cominciare a farlo parlare, ci ho impiegato 48 ore, quindi bisogna che il tempo ci sia, no? Grazie. Un applauso. Grazie. Possiamo togliere la mascherina. Adesso questa scusa per togliere le mascherine in realtà. Circa 3 ore. Sì. Buono.